sono impressionanti e non a caso hanno fatto il giro del web le immagini della tromba d'aria che si è abbattuta nella mattinata di giovedì 8 settembre sulla parte veronese del lago di Garda. Non ha colpito la sponda fortunatamente, ma si è scaricata in acqua, anche se all'inizio si è comunque temuto che alcune imbarcazioni potessero in quel momento trovarsi nello specchio di lago interessato dal fenomeno. Fortissimo l'impatto visivo dunque, ma come detto senza effetti sul territorio. Quel che è certo è che i video amatoriali della tromba d'aria creatasi sulla superficie del Benaco, avvistata e filmata tra Sirmione, Peschiera e Pacengo di Lazise, sono stati girati da molte persone, quindi postate sui vari social con conseguente condivisione ad effetto domino. Ma non è tutto, perché oltre alla tromba d'aria lungo la sponda veronese del Garda c'è stata anche una fittissima pioggia mista a grandine. Anche in questo caso non si segnalano danni particolari, ma solo un forte rallentamento del traffico. Tutte le auto sono state costrette a fermarsi a causa della scarsissima visibilità. Altro maltempo e invece danni nel basso veronese, dove l'ondata ha creato disagi soprattutto in Val Policella. A Fumane una parte del paese è rimasta senza elettricità perché all'altezza della località di Villa della Torre le raffiche di vento hanno danneggiato la linea. I tecnici dell'Enel si sono subito messi al lavoro per il ripristino della corrente. Colpite sia dalla grandine che dal vento forte le colture dell'ulivo e della vite, quest'ultima proprio in una fase delicata di inizio della vendemmia, con danni ancora da verificare. Gli stessi vigili del fuoco sono stati chiamati per alcuni interventi nelle zone di Fumane e San Pietro in Cariano. In mattinata a Caser nel Trevigiano, a causa di un violento temporale, un albero è caduto tranciando un cavo dell'energia elettrica all'interno di una proprietà privata, causando un blackout nell'intero quartiere. Nessun ferito. La grandine e il vento hanno colpito infine anche il Vicentino.